questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Oggi parliamo di digital divide, parliamo di internet in Sardegna, ma potremmo dire anche in tutta Italia. Cos'è il digital divide? È il divario, come dice la parola stessa, l'accesso divisivo, ineguale, disuguale, chiamatelo come volete, per quanto riguarda l'approccio, l'accesso alla tecnologia digitale. Questo vuol dire smartphone, vuol dire tablet, laptop, internet, tutto ciò che riguarda la connettività. Un divario digitale che crea ovviamente disuguaglianza, divisione per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e alle risorse. Va da sé che da questa divisione di tipo diciamo informatico, digitale appunto, ma informatico, si crea quelle divisioni anche sociali. L'argomento di oggi che voglio portare alla vostra attenzione nasce da una riflessione fatta in questi ultimi giorni, dove per lavoro mi sono imbattuto in situazioni abbastanza spiacevoli. Faccio un piccolo passo indietro. Appena un anno fa un artista, una violinista molto famosa a livello nazionale e internazionale, giunta in Sardegna per vacanza, si era in qualche modo lamentata attraverso un video che ha fatto il giro del web, perché in alcuna zona, nella zona dove stava lei, ma in una zona particolare, non poteva accedere a internet, quindi non poteva scaricare determinati documenti, non poteva inviare determinati file, insomma era abbastanza frustrante il non poter lavorare in maniera completa, ma comunque doveva arrangiarsi. Il giro del web l'ha fatto perché? Perché questo sfogo ovviamente ha causato, potremmo dire, la ritrosia, l'orgoglio, in questo caso stupido, dei sardi, di noi sardi. Ci siamo sentiti attaccati, come capita spesso quando una persona non del posto cerca di sottolineare qualcosa che non funziona, qualcosa sul quale si è imbattuto in maniera legittima per l'appunto, scattano quella che in gergo si chiama shitstorm, quella di attaccare beceramente la persona in questione anche in maniera gratuita o anche semplicemente dando dei consigli davvero che lasciano il tempo che trovano, di non venire più in Sardegna, che qui non ci fa nulla. Questo non è il sardo, non è l'accoglienza e l'ospitalità dei sardi. Da questo punto di vista credo che dovremmo fare molta autocritica e anche capire che se una persona fa un tipo di ragionamento e dà un tipo di segnale, lo fa proprio per il bene della Sardegna e non semplicemente per la questo dovremmo prendere davvero lezione, anche perché se vogliamo, come dovremmo essere, isola dedicata al turismo, oggi la connessione è fondamentale. Ci sono oggi in Italia, pensate, circa 5 milioni di persone e 6 milioni di persone, 5 milioni di persone che non possono accedere a internet perché il loro posto dove vivono non consente la connettività, e 6 milioni di persone italiani che non riescono neanche a poter vedere la televisione perché il segnale non arriva. Questo è un problema non in poco conto, è un problema in tutta l'isola. Anche se, e lo dico importante, in maniera importante perché appena un mese fa si parla di rivoluzione digitale. Io leggo un articolo dell'ANSA, dice che in Sardegna ci sono 664.000 palazzi e case dotati di bande ultra veloce, una rivoluzione che riguarderà anche 147 istituti, un'accelerazione per quanto riguarda la connettività. È una parte degli interventi previsti in 5 anni a livello nazionale col PNRR, di cui $500 milioni andrà in Sardegna. Le parole sono del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega all'innovazione Alessio Butti. In Sardegna, ha detto il responsabile del governo, sono investimenti fondamentali per garantire la copertura radiomobile, ma è importante la collaborazione dei territori. Importanti anche le parole del Presidente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera, il sardo Salvatore Sasso de Ida, che ha detto dispiace avere problemi sulle infrastrutture tecnologiche in una regione che in questo settore è stata all'avanguardia con video online e Tiscali. Diciamo che per quanto riguarda abbiamo diversi problemi, io stesso ho avuto diversi problemi nel poter lavorare in alcune zone della Sardegna, sia durante il viaggio sia sostando in alcune zone. Io ho girato il nord, il centro e il sud Sardegna, ovviamente. Bene, l'idea che mi sono fatto è che ci sia ancora tanto da fare, tante zone fortemente
non sviluppate, potremmo dire, in maniera digitale, zone dove ci sono persone che diciamo, non riescono neanche a guardare la televisione. Ho fatto l'esempio di Uras, il comune della Sardegna tra Cagliari e Oristano, addirittura da mesi che sono arrivate mail, lettere da parte dei cittadini, sia alla RAI, sia al governo, sia alla regione, per chiedere la possibilità di vedere semplicemente il servizio pubblico. Si parla tanto di 4G e di 5G, ma in Sardegna, per esempio, 5G in Sardegna è presente solamente in alcune città, non esiste nelle zone turistiche. È davvero un ritardo di consapevolezza rispetto a quelle che sono le opportunità tecnologiche che possono sia riferirsi direttamente alla Sardegna, sia alle persone che vengono a risiedere, ma anche, non solo a vivere, ma anche a lavorare in Sardegna. Opportunità importanti che vengono perse. Questa sconnessione, questo divario fra chi ha la rete e chi non ce l'ha, significa anche depotenziare i servizi offerti, non rendersi competitivi rispetto al resto del mondo. È una terra, quella appunto isolana, che vuole fare del turismo il proprio volano di sviluppo e anche garantendo ovviamente un turismo sostenibile. Va da sé che l'idea di avere comunque una connettività funzionale e soprattutto localizzata in ogni centro dell'isola, questo penso che sia la sfida più importante del futuro per quanto riguarda la nostra terra. Credo che sia importante ricordare anche un altro elemento non di poco conto. Si parla tanto, dicevo, di 5G, di 4G, ebbene ci sono addirittura comuni che non hanno neanche la semplice linea del telefono, quindi anche il vecchio modem, come si usava una volta, ISDN 56K, con il cavetto da inserire all'interno della presa telefonica, beh, anche questo non è possibile. E quindi, se vogliamo dare competitività alle aziende, alle imprese, fare in modo di dare anche un servizio a chi, per motivi vari, si deve spostare da un angolo all'altro della Sardegna, questo è un tema fondamentale. E anche se dovesse arrivare, o comunque già stabiliti, il €500 milioni dei PNRR per abbattere il digital divide in Sardegna, credo che 5 anni, la notizia che vi ho letto riguarda giugno, quindi un mese fa praticamente, 5 anni ad oggi, stiamo parlando del 2028. Beh, credo che 5 anni siano davvero troppi, credo che le comunità locali, credo che le aziende e la regione in primis, aziende private, debbano fare è investire in connessione, investire in accessibilità. Già un elemento importante che manca è ad esempio il cosiddetto wifi gratuito dei singoli comuni. Molti comuni li hanno attivati, ma sono davvero troppi ancora quelli che non lo hanno. L'idea dei cosiddetti access point, punti dove chi naviga su internet possa accedere per strada, ad esempio, in maniera gratuita, credo che sia importante. Ad oggi ci sono strutture, anche strutture ricettive, che non hanno un wifi degno di questo nome. Lo hanno assolutamente potente, magari nell'aula d'albergo, ma quando si entra in camera la connettività è davvero assente. Io stesso faccio presente sempre questo esempio, nel momento in cui mi sono ritrovato ad essere a Santa Teresa di Gallura, quindi in profondo nord Sardegna, il segnale era talmente debole, il provider era talmente assente in qualche modo, che il mio telefonino ha dovuto connettersi a una rete francese, perché era vicino alla Corsica. Quindi io di fatto per poter lavorare o per poter telefonare o non riuscivo a lavorare o telefonare, oppure dovevo chiamare con il cosiddetto roaming internazionale, ovviamente aumentando a dismisura i costi di gestione, perché pur rimanendo in Sardegna, per quanto riguarda la copertura digitale, risultavo essere in terra francese. Ecco, credo che questi elementi siano non di poco conto, si debba affrontare in maniera seria, concreta e operativa un piano che possa essere uniforme, unitario. È impensabile che nel 2023 la Sardegna abbia ancora molte zone d'ombra e connessione a macchia di leopardo. Credo che questo debba essere assolutamente affrontato nei tempi più brevi possibili. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi i vostri esempi a riguardo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a domani, nuovo appuntamento. Effetto Serra, il talk show su social. Grazie ancora, buona serata, ciao.